Alla ricerca di una vittoria fondamentale nel viatico salvezza, il Sant'Anna Enna ospita l'Atletico Favara nel match valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di prima categoria, ennesi reduci dalla vittoria nello scontro diretto contro la Barrese. Atletico Favara che nell'ultimo turno ha battuto 2-0 l'Aragona. Scorgiamo l'11 guidato da mister Ivan Orlando che schiera Giuliano Padrinicola, Pirrera, Dottore, Maesano Buscemi, Parisi, Simone Riccobene, Polito, Samuele Padrinicola, Menzo e Francesco Riccobene a disposizione, Matraxia, Zodda, Mauceri, Davide Riccobene, Restivo, Algozzino, Guagenti, campione. E Colaleo dirige la partita il signor Giuseppe Guastella, sezione di Ragusa. Possiamo passare al film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Giuseppe Capraro. Passano 10 minuti alla prima occasione, riesce a passare l'Atletico Favara, lo presti in zona mediana, scucchiaia bene per Lentini che dalla destra irrompe in area, cerca la conclusione, inganna il portiere sul primo palo. 0-1 Atletico Favara dopo 10 minuti a Pergusa. Minuto 12, calcio d'angolo, serve un super Padrinicola per togliere di fatto dalla porta il corner proveniente dalla destra. Minuto 17, tiro impreciso di Vaccaro al 20esimo e ancora Vaccaro che cerca il compagno Daudà che però calcia sul fondo. Queste le emozioni, poche a dire la verità, del primo tempo a Pergusa. 0-1 tra Sant'Anna Enna e Atletico Favara, fin qui decide la rete realizzata al 10° da Lentini. Possiamo partire col film del secondo tempo. Al 50esimo la prima chance offensiva, sembra partire meglio il Sant'Anna Enna che finalmente libera alla conclusione il proprio numero 10 Simone Riccobene che dalla lunga distanza non trova lo specchio della porta. Al 52esimo ancora un lancio a ingannare la retroguardia giallo-blu in zona. Polito va così a contatto col difensore Maglio. Per il direttore di gara è tutto ok, si può proseguire. Minuto 55, ancora Polito attivo a destra, il cross respinto male dalla difesa in zona mezzo. Questo l'intervento di Traoré in area, anche in questo caso per l'arbitro si può proseguire. Minuto 60, Vaccaro tra i più attivi in casa Atletico Favara, cerca il mancino, pallone che sfiora solamente il palo. Minuto 61, Menzo in area per Polito che cerca la conclusione di prima intenzione, respinge col piedone Schembri. A 5 dalla fine l'ultima offensiva, ancora Atletico Favara, cross per Piazza che da buona posizione senza marcature manda sul fondo, finisce di lì a poco a Pergusa. Il Sant'Anna Enna viene sorpreso tra le mura amiche dall'Atletico Favara che passa e conquista 3 punti con il gol di Lentini.